Allora, pochi istanti e si chiuderà il quadro degli ottavi per quanto riguarda questa serata. Domani sera invece si completerà definitivamente con altre 3 partite sul campo 1 a partire dalle 20. Riccardo Malvestiti, arbitro di questa partita, gruppo arbitri Coppa Trieste. Calcio d'inizio lo darà la Trieste Costruzioni. La lista in velocità con Luca Garrinella numero 1, col 2 Hodzic, col 6 Zurkic, 7 Jankovic, 9 Di Donato, 10 Robi Gajšek, tanto subito primo tiro che finisce in calcio d'angolo credo, 11 Djordjevic, 13 Sandi Besic, 15 Duric, ma Željko e non Sasha, con il 22 Isein. Solo un attimo e poi vi daremo anche la lista completa del Pane Vino e San Daniele, formazione campione in carica. Adesso però finisce sotto di un gol la rete di Sandro Hodzic dopo 30 secondi. Passata in mezzo a una selva di gambe, niente da fare per il portiere di Pane Vino e San Daniele Alessandro Merola. Allora la formazione trascinata l'anno scorso e anche quest'anno dal trio Zugna, Fantina, Bertocchi si trova in svantaggio dopo meno di un minuto. La rete a sorpresa di Sandro Hodzic. A sorpresa perché è arrivata in pratica subito. Allora andiamo a leggere la lista completa della squadra in maglia nera. Merola portiere già detto, poi Crevatin numero 3, abbiamo Mantese col 5, Tarlao col 7, Cristian Fantina 8, Lorenzo Zugna 9, Luca Fontanot con l'11, Luigi Mantese 5, ah no questo l'avevamo già detto, me l'hanno scritto 2 volte, chiedo scusa, Bertocchi col 14, Dolcetti 16, Kerin 17, Massimiliano Civita numero 18. I responsabili nelle rispettive panchine sono Miodrag Milkovic da una parte e Fabiano Scandurra con Walter Sottile dall'altra. Mentre Merola piazza Fantina, Mantese e Bertocchi in panchina, in barriera, chiedo scusa. Parte Besic, la risposta di Merola. Poi Isein ancora. Il pressing, si continua, il tiro e il palo. C'è stata la trattenuta di Kerin, Malvestiti adesso si sente le sue, la Trieste Costruzioni che si perde in proteste. Ancora Trieste Costruzioni in possesso palla. Viene incontro, fa movimento Djordjevic, pallone però invece tenuto ancora col destro da Sandro Hodzic che è in serata di grazia. Lui è uno dei giocatori che fanno anche la Crese K. Adesso Besic il velo. Non ci sono compagni però pronti per il tap-in o per la botta di potenza. Mentre sugli altri campi sono finite le partite Crese over 35. Dalla settimana prossima eliminazione diretta anche per questa competizione come per tutte le rimanenti. Recupera intanto il Pane Vino con Kerin Fantina. Pallone difficile da gestire anche per un giocatore dal piede educatissimo come lui. Zurkic scambia corto, Hodzic sempre in agguato, Besic qui a destra, tiene palla Hodzic, punta Bertocchi, scarica il destro di potenza e poi con coraggio sulla respinta prova il colpo di testa a un compagno, perfeziona Civita, grande risposta del portiere Alessandro Merola. Kerin, Bertocchi, ottimo lo scambio, Civita davanti al portiere, carichetta da Tergo, Civita ha calciato e allora Malvestiti lascia giocare, altro palo scheggiato. Trieste Costruzioni con percentuale realizzativa vicina al 100% del Pane Vino e fin qui i protagonisti sono i Legni che però non fanno gol. Gli applausi comunque di incoraggiamento della panchina della squadra attualmente in svantaggio. Allora ripartono i ragazzi di Scandurra e Sottile. Fantina si fa restituire palla da Bertocchi, va duro sul contrasto, lo vince con Besic, doppio passo sinistro che passa! Cristian Fantina, pallone buca le gambe di Bratislav Zurkic con un tunnel e a quel punto Garinella la vede troppo tardi. Gol del pareggio, la firma prestigiosa di Cristian Fantina.
Minuti 9 del primo tempo. Adesso tutto da intanto metà del primo tempo ormai di questo ultimo ottavo di finale Crazy League della serata. Hodzic dopo 30 secondi, Fantina al nono, punteggio sull'1-1. Kerin intanto se ne va, grande palla, Bertocchi, controllo sinistro, parata quasi di Civita, tra l'altro col braccio, e quindi gioco interrotto. Che occasione però. Adesso Hodzic proprio davanti alla panchina avversaria, proverà la botta, ci prova rasoterra, va giù però, tranquillo Merola. Adesso si sposta Robbie Gajcek, solo Besic, rincorsa il sinistro, pallone che sfila di pochissimo. Ha cercato di aggirare la barriera, e anche la seconda opposizione di Mantese stavolta, Sandy Besic. E allora Trieste Costruzioni proprio davanti agli occhi di Milkovic, prova a ripartire. Hodzic raddoppiato, Fantina gliela porta via, tocco per Kerin, l'1-2 si chiude, anticipa Garrinella, Fantina, calcio di rigore. Il coraggio e l'astuzia di Cristian Fantina, giallo anche per Luca Garrinella. E qui Sandro Hodzic si è piaciuto un po' troppo, raddoppiato, ha perso palla in un punto pericolosissimo. Bravo Kerin nel tocco di ritorno a Fantina, poi Cristian ci ha messo del suo. E ora rigore, Kerin contro Garrinella. 20:30 sul cronometro del primo tempo, parte Kerin, destro piazzato, apre il piattone, spiazza Garrinella che butta via il pallone con un gesto di stizza. Rimonta completata per Pane Vino e San Daniele, tornano avanti i campioni in carica della Crazy League. Prova ad accelerare allora, ad andarsene qui Gajcek, finisce a terra. Fantina recupera, siede Besic, appoggia a Bertocchi, pallonetto verso Kerin, azione spettacolare, Garrinella si oppone, grande giocata, adesso contropiede di là, Besic supera Bertocchi, appoggia Sandro Hodzic, pallone dentro, la girata al sinistro. Che finale di primo tempo, ha provato Robbie Gajcek. C'è stata però la deviazione decisiva di Alessandro Merola. Tempo che scade adesso. Malvestiti ha già il fischietto in bocca, ma forse vuole far concludere questa azione, che si conclude infatti, sì, ma col sinistro di Besic, altissimo, 1 minuto di recupero. Recupero già iniziato da un tot. Fischia Malvestiti, via alla ripresa. Pane Vino e San Daniele a lavorare il primo pallone di questo secondo tempo. Formazione in possesso palla e in vantaggio nel punteggio 2-1 dopo l'iniziale vantaggio di Trieste Costruzioni con Hodzic al 30° secondo. Fantina al nono, Kerin al 20° su rigore. Fantina adesso libera Kerin davanti a Garrinella e subito 3-1. Aspettavano tutti il bolide di Cristian Fantina, che con la consueta lucidità e visione di gioco regala a Kerin un gol facile facile. Garrinella si oppone, ma il tocco rasoterra è chirurgico. 40 secondi, 3-1 Pane Vino e San Daniele. Buon break adesso. E doppietta soprattutto per Marco Kerin. Partita tecnicamente validissima, ma anche agonisticamente molto accesa. Hodzic col destro, Merola si oppone, Djordjevic incrocia il tap-in, palla fuori. Prova ad infondere Scandurra con Sottile in panchina nel Pane Vino e San Daniele. Le grida di Milkovic per tenere in alto i suoi. Bertocchi, c'è Fantina libero, attenzione, molto spazio, Mancino, errore non da Cristian Fantina questo. Si pensava magari a un piattone destro aperto sul secondo palo, ha voluto invece la forza col mancino. E resta ancora a galla la Trieste Costruzioni. Besic
supera un uomo, vuole anche il secondo, ma Civita gli mette palla fuori. Grande prestazione del capitano della squadra in maglia nera. Ora bel numero con Mancino deviato 2 volte, palla in rete. Lo spunto di Robbie Gajsek, tiro che ha subito 2 deviazioni in 1 metro. Si spegne nell'angolino alla destra di Merola. Discorso qualificazione ancora tutto aperto. Solo 3 minuti di gioco sono passati dal 3-1 di Kerin. E adesso Merola se la prende chiaramente un pizzico comoda, cerca di guadagnare anche pochi secondi preziosi. Kerin smista su Bertocchi, la finta a deludere un avversario, altro slalom, Bertocchi! Sembrava Marc Girardelli nello slalom speciale, ne ha superati 2, praticamente facendoli girare dalla parte opposta, e poi chiude col destro. Senza scampo Garrinella, appena 30 secondi, torna a +2 Panevino e San Daniele. Questa è una risposta molto importante. Sembra aver trovato un po' la quadratura del cerchio qui Bertocchi, con grande decisione. Kerin si sposta la palla sul destro, Garrinella, bravissimi entrambi qui. La rapidità di esecuzione di Marco Kerin, il volo plastico di Luca Garrinella. E riparte Yahya Hussein. Si fa vedere Gajsek, la palla invece viaggia a destra. La finta di Ozic che è rientrato in campo a sinistro, controllato da Merola, sicurissimo il portiere in maglia arancio. Ricordiamo domani sera altre 3 partite a chiudere il quadro degli ottavi Crazy League. Al termine della serata domani il sorteggio per ripescare 2 tra le 6 perdenti. Intanto Besic regala un numero spettacolare, purtroppo per lui, non altrettanto il tiro. Besic è lui chiamato ad accendere la luce insieme a Gajsek, che adesso tocca a Ozic. Punta Bertocchi, vuole il destro, allarga bene, distribuisce bene, c'è spazio per Besic. Muro davanti a Merola. L'azione non è finita, ancora Ozic dentro, il tocco, trova lo spazietto perfetto per pescare da solo Gajsek. Controllo in una frazione di secondo, tocchettino beffardo, Merola anticipato. È partita di nuovo apertissima. 10 minuti del secondo tempo, 4-3, firmato Robbie Gajsek, doppietta per lui. Adesso Panevino in possesso palla, con gli avversari di nuovo col fiato sul collo. Bertocchi, Kerin! È dormita però qui della Trieste Costruzioni, che si dimentica di Kerin. È rimasto tutto sommato abbastanza statico il numero 17, ha fatto un paio di passetti all'indietro, ingannando completamente la coppia difensiva dei rossi di Milkovic. Ancora il numero 22, prova di impostare. La Veronica cercata da Gajsek, Fantina però gliela porta via. Ancora Fantina, lo spazio per il destro, vuole Kerin. C'è Ozic decisivo col corpo. Poi nuovamente Gajsek, fermato dal sandwich regolare. Bertocchi 3 contro 1, la palla è per Fantina, il tocco per Kerin. Poteva segnare quasi a porta vuota Cristian Fantina, invece vuole vincere l'Ambrogino d'Oro, il premio bontà. E Kerin fa poker personale, soprattutto adesso inizia ad allungare in modo decisivo, o perlomeno molto importante. 6-3 quando siamo al 13°, per cui superata la metà della ripresa. Indirizza la qualificazione decisamente dalla parte dei ragazzi di Scandurra e Sottile. Adesso Fantina sulla sponda di Kerin, finta a sinistro, Garrinella si oppone come può, comunque è bravissimo.
Gajsek supera Bertocchi, ancora la frenata col mancino Gajsek, grande azione, tiro deviato e per poco non arriva un'altra mezza autorete. Vede lo striscione dell'arrivo Pane, Vino e San Daniele. In 8 minuti può succedere per carità di tutto, ma 3 gol di vantaggio sono un ottimo bottino da gestire. Bertocchi recupera, Fontanot, palla al piede, Zugna va a recuperare la posizione, grande palla sulla destra, Dolcetti, Bertocchi in appoggio, ancora Dolcetti, pallone dentro, Fontanot s'allunga per la deviazione, ha toccato lui. 7,5 al termine, gioco forza, bisogna cercare il gol, vuole il destro Hodzic, Merola ci ha messo il pugno sinistro, ma c'è stata anche la deviazione di un giocatore in maglia rossa, almeno era nascosto dalla barriera e infatti rimessa dal fondo. Besic, la finta ancora per il sinistro, lo trova adesso con la punta delle dita Merola, pallone forse destinato sulla traversa, ma per non rischiare ci ha messo comunque l'indice della mano destra. Presenza statuaria monumentale a centrodifesa. Besic, la finta, il destro non è il suo piede, purtroppo per lui si vede, fuori di pochissimo anche questa. Comunque sempre colorito, parte Zugna col destro e la fatidica ragnatela dall'incrocio dei pali viene ripulita così. Tiro anche di mezzo interno, per cui con effetto ad uscire Carinella se la prende con i suoi compagni, ma qui è tutta farina del sacco di Lorenzo Zugna. Drop altissimo un paio di minuti fa e adesso vera e propria perla che sistema definitivamente le cose. Ulteriore punto esclamativo, gol veramente fantastico. Hodzic, numero stile corrida, poi allarga molto bene, il destro potentissimo, esterno della rete anche qui per Milos Jankovic. Adesso il pallone lanciato lungo, c'è Zugna che comunque è molto reattivo, riesce a trovare Fontanot, si impegna e la tiene, il sinistro a girare, voleva la magia finale della partita. Pane, Vino e San Daniele però conquista lo stesso l'accesso ai quarti di finale. Carinella recapita il pallone in tribuna e quindi si chiude questa prima serata delle 2 in programma. La prossima sarà domani sera, sempre a partire dalle 8 sul campo 1 degli ottavi di finale Krese League. Qualificate fino adesso Zanutta che ha battuto 8-1 il centro revisioni, poi Brada Impex che ha avuto la meglio ai supplementari su Studio R Bar San Luigi, e Pane, Vino e San Daniele che prima è andato sotto e poi ha rimontato staccando di brutto nel finale la Trieste Costruzioni col punteggio definitivo di 7-3.